Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano, previsione di Milan-Genoa, andiamo ragazzi. Di solito porto sempre sfiga il Milan, quando vinco qua o perde il Milan, speriamo bene. Ragazzi, la situazione è disperata, non vinciamo più. Il Milan è proprio in una fase veramente delicata ragazzi, cioè i tifosi devono stare anche vicino alla squadra, però la società sta dimostrando veramente, insomma la società non c'è più purtroppo, non ci possiamo fare niente ragazzi. È così, ce la dobbiamo mettere via per quest'anno, cerchiamo di salvarci il prima possibile, di fare sti cazzo di 40 punti. Ne mancano 33, poi vediamo, attenzione! È che una squadra gloriosa come il Milan, la più titolata del mondo, non può fare ste figure. Comunque attenzione, il piccolo Faraone è l'unico vero campione della squadra. Pato che rientra dall'infortunio. Pato già si spacca, no? Meno male. No Cerino, Kevin Prince Boateng deve riscattarsi. L'uomo che pensa più a scopare con la Satta che altro. Attenzione, Immobile, grande Cirone, che mi piace un casino Cirone Immobile. Bravissimo. Emanuelsen. Escia. Vai Escia. Stupisci il mondo Escia. Stupisci il mondo Escia. Stupisci il mondo Escia. Vai El Shaarawy. Vai El Shaarawy, il super fenomeno del Milan che chiaramente insomma, non lo vendiamo. Sicuramente sono sicuro che lo vendiamo o il prossimo fra 2 anni, perché noi i campioni li vendiamo. Questa è la politica del Milan, quindi Escia. Escia. El Shaarawy. Stefano El Shaarawy, la stellina italiana. Peccato. Ma così quasi perdo apposta, magari con FIFA, magari dopo nella realtà riusciamo a vincere, anche se la vedo proprio un miracolo. Pato, Alessandrino Pato, ho sbagliato il tasto, vaffanculo. Certo che ormai contro il computer non mi diverto più tanto a giocare, sinceramente. FIFA ormai lo vedo solo un gioco in multiplayer, sinceramente. Non so il perché, ma è così, cioè ragazzi. Invece PES mi diverto molto di più in single player con... Devo cominciare anche sta Master League, sto aspettando le patch finali e poi comincio di brutto. Penso col Napoli, adesso vediamo, tanti mi hanno chiesto il Napoli, vediamo. Ambro, Pato, vai Pato, vede Shaarawy benissimo, vede Elsha benissimo, vai Elsha, inventamelo Elsha, miracolo di non mi ricordo chi, ah sì, Frey. Scusate ragazzi, lapsus cumendiano. Oh, ed è Hunter, che bene che sta andando ragazzi, cioè non me l'aspettavo proprio, Non c'è, devo fare anche il vlog raga, un ringraziamento a tutti i 3.000 iscritti, Fiori, devo fare il vlogs. Adesso che devo andare a Bologna dal Piada, Boateng, Kevin Prince! Vado a Bologna dal Piada ragazzi, e dopo faccio sto cazzo di vlog. Maxes, Pippo Maxes, l'uomo dei capelli incredibili, Philip Maxes. Mixes, Kevin Prince, Nocerino, l'uomo, oddio, cioè ha appena segnato, ma no, ma che scena triste, oh mio Dio che scena triste, no metto Yepes, vado a Cerbi piuttosto, gioco in 10. Cazzo, di solito è Pato quello che si rompe, va bene. Gioco buggato. Combatteremo fino alla morte. Dai, muovite. No. Queste sono le chicche di FIFA, ragazzi. I chicconi di FIFA. Amelia. Ignazio Abate. Ambrosino. Pato vede il boa. Boateng, numero di boa. È solo un gioco ragazzi, è solo un gioco. Pato! Alessandrino Pato si risveglia e fa vedere il... No beh guarda che Pato fa questo, no, fa vedere la coscia, oddio. Ragazzi, oggi abbiamo fatto la partita, purtroppo abbiamo perso ancora, però siamo in netto miglioramento ragazzi. Poi il Cumendone ha siglato ancora un gol, siamo a 7 gol in 6 partite tra amichevoli e campionato, sono felicissimo. A livello personale ma anche di squadra. Shaarawy, bella ragazzi, purtroppo giochiamo da 4 mesi, cioè, ci sono squadre che giocano da anni, ne facciamo il possibile ma non è facile, però prometto nel girone di ritorno una squadra più cattiva e portiamo a casa un po' di punti. E Shaarawy, Ambrose,
Madonna che Milan non sembra vero, infatti non lo è. Dai Milan, cazzo, ti prego, quest'anno sono proprio... Meno male che c'è la mia squadra, perché veramente... Sto Milan non lo vedo neanche che comunque non ha cuore, perché cazzo è vero, siamo una squadraccia a livello di giocatori, abbiamo i scandali. Ma almeno mettiamoci il cuore, invece niente, Boateng che tromba con le zoccole. Acerbi che sboccia insieme a Constant, veramente... cioè hanno due nasi, veramente fanno provincia i loro nasi, che sboro. Finisce il primo tempo. Seconda frazione. Qua sto facendo di tutto tranne che commentare la partita, ma va bene. Ho una licenza poetica come indiana. Kevin Prince. Sì, Kevin. Merda. Sebastiano Frey. Il Seba. E vai Seba. Toc. Boa. Ah, Boateng ancora. Va per Stefan El Shaarawy. Sebastiano la para. Oh la la le. Gennarino Gattuso Ale. Vabbè ragazzi, un momento di nostalgia per il grande Milan di una volta, ragazzi. E come più grande chiaramente Sheva, perché ragazzi lo sapete che io ho un'inclinazione per Sheva, per me è stato uno dei più grandi del Milan e il più grande degli ultimi anni, perché un attaccante così da 175 gol nel Milan e tutti i gol decisivi, ragazzi. 14 gol nel derby, solo Sheva poteva fare queste cose. Cioè, va bene, non pensiamo al passato, dai. Nocerino, madonna, il noce, ragazzi. Ancora Frey che non so dove va, forse ha visto una bella gnocca. Montolivo di testa, Marione Yepes, Marietto. Ragazzi, lo so, non è un errore, è solo FIFA. Il Milan sta vincendo 3-0. Siamo su scherzi a parte. Ragazzi, sono autocritico, cioè autoironico, perché veramente, cioè io sono sportivo, io non sopporto quei tifosi che non ammettono, insomma, il disastro. Sto anno sembra una merda, non c'è niente da fare. Purtroppo è così. Milan-Genoa nella partita vera prevedo una partita comunque difficile, secondo me, perché ormai il Milan ha paura e poi le altre squadre non hanno paura del Milan, quindi giocano tranquille nella speranza di fare punti. Cioè, allenatore del Genoa, sicuramente la mia tattica non è in difesa. Cioè, Pato, spettacolo a San Siro, e Pato forse si rompe, neanche rigore, ma va a cagare. Ma va in culo, ho dato mare. Bonera. Allora, veramente oggi sto giocando sul velluto, Livello campione non lo sento proprio. Escia. Proprio uguale Shaarawy, l'unico difetto di FIFA che ha le facce, veramente. Cioè, mamma mia, non ce n'è una uguale, cazzo. Escia, il Genoa non è mai esistito oggi. Escia, pallonetto del Cactus. Mi ricordo i 6 gol che ha preso Frey nel derby 2001. 11 maggio 2001, quella data non la scorda più nessuno, e soprattutto l'azzurro nero che quel derby ha perso 6-0. Ragazzi, lasciatemi sfogare un po' con i ricordi, perché veramente sono abbastanza in depressione a livello calcistico, E sono contento di vedere l'Inter invece felicissimo, siamo forti, vinciamo lo scudetto. Capito che non dico che è un caso, però l'Inter, se i tre davanti non funzionano, la vedo molto male. Cioè Juve, Napoli e Lazio sono superiori, secondo me. Questo l'avevo già detto anche nell'altro video, ma lo ripetiamo. Comunque sicuramente l'Inter è 1000 volte meglio del Milan, comunque su questo non c'è dubbio. Todser. Ah dai, ecco, non sopporto, ma che cazzo me ne frega mai di vedere sto orecchione di merda, per favore, dai, un po' di rispetto per il commendatore.
Oh, è entrata la Merkel, fiore. Occhio allo spread. Basta, basta, madonna. Per favore, per favore. Basta con sti cazzo di script qua, di ste robe, di ste immagini. Amelia. Buonera, oggi sono veramente in fase vaneggia, ragazzi. Chiedo perdono, cazzo. Cagata del Milan. Abate. Numeraccio. Dai, andiamo a casa, fiori, andiamo a casa. Corre, va Ambrosini, che bell'uomo, Ambro. Grande. Cos'è? Fallo di mano, ma che. Dai, fischi, arbitro. Portiamola a casa, Beppe. Ancora. No, no, fiori. E Amelia c'è, dai, volevo fare all'Amelia una parata incredibile. Finisce qua, Milan batte Genoa 3-0. Realtà, no signori, FIFA 2013. Ragazzi, nella realtà speriamo in un 1-0 beffardo e schifoso. Ragazzi, un saluto dal Comendone. Ciao! Ha segnato Mexes e Yepes. Beh, siamo proprio su FIFA, ragazzi.